alla 43esima edizione di Agrimont, qui a Longarone Fiere, presenza importante di Veneto Agricoltura. Andiamo a sentire le parole del direttore Federico Caner. Direi che Agrimont è un po' la punta di diamante della Fiera di Longarone per quanto riguarda il comparto agricolo e non solo, direi anche forestale. Non a caso noi oggi siamo qui presenti come Veneto Agricoltura con le nostre casette qui alle mie spalle, costruite dai nostri operai e fatte con il legno di vaia, questo per mandare anche un messaggio di sostenibilità e anche di economia circolare del territorio, quindi di recupero di questo legname. Non a caso oggi proprio partiranno anche i corsi di formazione in ambito forestale che Veneto Agricoltura gestisce e che avremo anche sabato prossimo. In più vogliamo essere presenti per essere un punto di riferimento per il mondo agricolo in ambito di ricerca, di innovazione tecnologica, ma soprattutto di trasferimento delle conoscenze, ed è proprio questo il nostro compito e vogliamo essere vicini a questo comparto. Qui vicino poi abbiamo anche le PPL, le piccole produzioni locali, perché vogliamo anche mandare questo messaggio di tutela delle tipicità del territorio, soprattutto in ambito montano, dove è importante fare agricoltura anche per mantenere quello che è il sistema forestale e non solo dei prati, soprattutto che ci sono in alta montagna.